2500 firme. A tanto è arrivata la petizione lanciata dal consigliere regionale Nicola Finco su change.org. L'obiettivo chiaro riassunto in poche righe. Si chiede un piano di contenimento che limiti la presenza del lupo a tutela delle malghe e degli allevamenti presenti. Nelle scorse ore, dopo l'ennesima strage di pecore, l'assessore Panna ha inviato a Gaglio i tecnici regionali che hanno stabilito che la rete montata dal proprietario degli animali non era adatta e quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Se voleva difendere il proprio gregge doveva almeno usare le reti della regione. Questo in sintesi il pensiero dell'assessore. Ma è inutile nasconderci dietro a un dito. È chiaro che lo sforzo con reti e risarcimenti è stato fatto, ma non può bastare. Le reti, anche se elettrificate, difficilmente fermano il lupo e poi, come dicono i malghesi, non si può recintare tutta la montagna. Quindi da Rete Veneta parte la proposta di una richiesta chiara al nuovo ministro dell'Ambiente: studiare e mettere in campo con urgenza un nuovo piano di gestione del lupo che preveda il contenimento e il controllo della specie. Alle firme raccolte con la petizione online chiediamo di aggiungere le vostre. Scriveteci via mail o inviateci un SMS. Insomma, fateci sapere se sostenete le istanze dei lavoratori della montagna.